con qualche laurea addosso e esperienza di 30 anni di assaggi, ho una visione molto ampia, perché io assaggio circa 3.000 oli l'anno di tutto il mondo e quindi ho una visione piuttosto precisa di quello che succede. Tanto l'uno lo dirà, ma io lo dico, è l'uomo che quando c'è, diciamo, la Repubblica Cinese ha scelto per, come dire, fare l'ambasciatore dell'olio italiano, o meglio insegnare. Precisiamo meglio questa cosa. Io sono stato chiamato lì, ma poi quando tu cominci a capire bene come la pensano i cinesi, non puoi continuare ad avere una relazione con loro, perché l'olio, come tutte le cose italiane, ha bisogno di cultura e ha bisogno di sentimento. Non possiamo prendere una macchina fotografica e copiare, non possiamo tutto trasmutare in quattrini, ci vuole anche che capisci che cosa c'è dietro, no? Certo. Ecco, invece lì manca un po' questo sentimento, per cui la Cina va avanti per la sua strada, ma devo dire che io gestisco concorsi negli Stati Uniti, in Danimarca, cioè nel mondo, quindi i miei contatti sono universali per l'olio. Allora, continui a viaggiare anche se non sei più un vispo ragazzino? Ma soprattutto, ma l'olio fa bene, ma scherzi? vedi gli ulivi che sono così longevi, che hanno 300, 400, 500 anni, ma perché? Perché sono pieni di polifenoli dell'olivo, quindi prendete esempio, signori, se queste piante sono così longeve, ci sarà un motivo, Ci sarà un motivo sicuramente. Certo. Allora, io mi sono innamorata, fra virgolette, di Gino Celletti quando gli ho sentito dichiarare: se l'olio non sa di niente, è cosiddetto leggero, buttatelo via praticamente. Esatto, confermo. Allora, da allora sono stata anche invitata da Celletti lui teneva una lezione a degli assaggiatori e ci ha insegnato che l'olio va prima messo sulla lingua, poi nel palato, poi aspirato. Si fanno quei versacci. E ci fanno quei versacci. Celletti, chi lo conosce, è sempre in vena di versacci. Ma c'è una ragione. Recentemente anche su Report, quando abbiamo parlato della ti ho seguito. E lui l'olio deve essere amaro e piccante. Se voi vi volete togliere una curiosità, volete capire perché, provate a mordere un'oliva cruda. L'oliva cruda è amarissima, no? Certo. Quello amaro è quell'insieme di sostanze che i medici dicono che allungano la vita, sono i polifenoli, sono gli antiossidanti. Ora, se un olio non è più amaro, non è più piccante, non fa più niente, no? Non fa più, è inerte, è un corpo inerte. Allora tanto vale prendere l'olio di semi che costa di meno. Oddio, l'olio di semi contiene dei solventi, quindi meglio lasciare stare, cioè sempre meglio un cattivo olio da olive che non un olio di semi, secondo il mio parere. Però se dobbiamo scegliere un olio da olive, io lo chiamo da olive, non d'oliva, perché d'oliva è un olio rettificato. Quando c'è scritto su olio d''oliva, quello è un olio rettificato. Voi dovete sempre prendere un olio extravergine come minimo. Allora prendete nota, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, perché l'etichetta ci può sicuramente orientare, certo, anche se in questo momento in Europa fanno di tutto per rendere come posso dire, rendere facile, per allargare le maglie. Ecco, e questo, ma allora lo strumento l'abbiamo in mano noi consumatori. Certo, bravo, hai toccato il tasto. Lo strumento l'abbiamo noi. Se noi impariamo a comprare, se un olio buono o no. Ecco, se noi impariamo a comprare, possono fare tutte le leggi che vogliono, possono premiare i furbacchioni, ma se noi impariamo a comprare, il coltello dalla parte... l'olio lì cattivo, da pochi euro, lo lasciamo nello scaffale e non esce, qualcuno capirà che il consumatore si è svegliato
e il Certo. consumatore vuole la qualità. Una bottiglia d'olio da 3 euro è una vergogna, ma anche solo la bottiglia non... Forse la bottiglia da sola arriva a 1,5 euro con il tappo, capisci? No, Dentro cosa c'è? allora bisogna intanto partire dal prezzo. Certo. Allora, attenzione, perché se è conveniente, oggi facciamo il lancio dell'olio Pinco Pallino a 3 euro, lasciate perdere, insomma. Sì, perché è un olio che va in scadenza, è un olio che tra un po' diventa rancido, è un olio che non vale granché. Il consumatore, i tuoi ascoltatori devono imparare a mettere un po' di olio su un cucchiaio, lo mettono in bocca, lo aspirano e se pizzica va bene, se non pizzica capisco che qualcuno dice a me mi piace, no, che no, deve pizzicare, è come se io prendo il vino e c'ha l'alcol dentro, quello è vino, se non c'ha l'alcol è un'altra cosa, una Coca-Cola, Certo, una bibita, no? certo. Allora l'olio è così. E poi cominciamo a renderci conto che se compriamo una bottiglia da 10 euro e ci dura un mese, ma cosa abbiamo speso al giorno? Cioè, capito? Allora, praticamente risparmiamo sulla spesa, ma non sulla spesa dell'olio. Ma no, anche perché questi oli sono difettati, questi oli che costano poco, possono essere rancidi. Allora l'Europa da una parte fa una norma che dice che l'olio piccante amaro fa bene alla salute, se fa questa vuol dire che quelli che non sono piccanti amari, come si dice in milanese, va minga bene, no? Va minga bene. Allora, apriamo i nostri telefoni. Come si dice, dama tra. Se l'Europa fa una legge, la 432, dove dice che tu puoi scrivere che un olio piccante amaro fa bene alla salute, se non è piccante amaro, ripeto in milanese, dama tra, le minga pum. Allora, 0266203529, e apriamo i nostri telefoni se gli ascoltatori vogliono porre domande. Allora, ci dice però il regista, abbiamo già 2 telefonate. Via. Le ascoltiamo. Pronto? Via. Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luigi da Torino. Volevo sapere dal vostro esperto se è a conoscenza dell'olio Ravece, che è generalmente nell'Irpinia, certo, che ha delle informazioni in più, le caratteristiche, se appunto è pregiato. Bene, la seconda telefonata la ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Roberto da Torino. Dunque, io vorrei chiedere, come faccio? So che l'olio, cioè le olive, quando vengono portate al frantoio non possono stare più di 2 o 3 giorni. Come faccio io a sapere che uno porta le olive al frantoio e poi ne tiene 1 settimana, 10 giorni prima di spremere? E un'altra cosa, come faccio io a sapere se l'olio che mi metto nella bottiglia è quello dell'anno precedente? Siccome l'olio non è il vino, che più invecchia e peggio è, e deve essere una risposta, grazie. Sì, allora, 2 belle patate bollenti ti hanno messo, Celletti. No, bravissimi. Allora, in Italia ci sono 538 varietà di olive. Nel mondo sono più di 1500, quindi noi ce ne abbiamo un bel 40%, cioè un 45%. Allora, la Ravece è una bellissima cultivar della Campania, una stupenda cultivar. I suoi profumi sono dei profumi che vanno dal pomodoro crudo al pomodoro cotto, con delle nuance di carciofo, quindi è un olio meraviglioso. Se lui lo trova, questo è un olio monocultivar, vuol dire fatto da una sola varietà che appunto si chiama Ravece. Se lo trova monocultivar, tranquillo, e lo paghi per piacere, perché la Ravece è una cultivar pregiata, quindi merita essere comprato e utilizzato. L'abbinamento di questo piatto sono i cibi, non le griglie, perché non è un olio estremamente amaro, ma sono i piatti delicati, un pesce bollito, una zuppa, i legumi bolliti. Ecco. Per andare al secondo tuo ascoltatore, questo signore ha un aspetto tecnico molto preciso. Dice: 2, come faccio? La prima cosa vuol sapere come fa a riconoscere se l'olio, le olive gliele hanno tenute lì un po'. Se le hanno
non dopo 2 o 3 giorni, le olive vanno lavorate subito, in minuti, non 2 o 3 giorni, le olive vanno lavorate subito, staccate dall'albero, vanno lavorate subito, non ci deve essere nessuna attesa. E se l'hanno tenuto lì parecchio, parliamo dell'olio di le olive di quest'anno, si forma un difetto che noi tecnici chiamiamo riscaldo. E qui se lui non sa com'è il riscaldo è difficile dirlo, ecco. La seconda cosa, come faccio a sapere se l'olio deve uno scolzo? Perché c'è un altro difetto che si chiama rancido. Il rancido, quindi il rancido è un po' come l'odore della prima fetta di salame che è un po' di tempo che non tagli, no? Sai quel gusto un po' irrancidino. Certo. Il riscaldo invece assomiglia un po' all'odore della fetta di carne che tieni nel frigorifero incartata, che dopo stai via una settimana, torni, la tiri fuori, c'è quell'odoraccio lì della carne sulla carta. Ecco. Certo. Sono due difetti che derivano da 2 diverse molecole che si chiamano il primo è il metilestere e il secondo è l'etilestere. Quindi sono 2 difetti che si possono imparare a riconoscere. Abbiamo, ci dice Roberto, 2 telefonate, le ascoltiamo. Buongiorno. Dai. Pronto? Buongiorno a lei. Sono Albino da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno signora. Ascolti, io ho avuto una grossa soddisfazione in questo momento quando il suo esperto ha detto che l'olio buono di extra verde di oliva deve essere piccante ed amaro. Allora io sono 10 anni che acquisto l'olio in Puglia ed è piccante ed amaro. Bravo. Lo faccio arrivare per degli amici. Un paio d'anni fa l'ho fatto arrivare per dei grandi esperti di oli, i quali me l'hanno criticato a morte. Questo olio fa schifo perché innanzitutto è piccante e poi amaro, l'olio amaro è una porcheria. A dove acquisti queste porcherie? Sentite, dico voi di cambi ristorante, lo dico io. Non ha capito, sono un privato, l'ho comprato per gli amici miei. Bravo. Un privato io. Ecco, io lo compro per me e per i miei amici. Ho trovato degli amici ignoranti che non capiscono niente, dovevano essere grandi esperti di olio e me l'hanno criticato dicendo che quest'olio era piccante ed amaro. Che voi non capite una mazza. Ha fatto benissimo. Ma ascoltiamo, è musica avverto gli ascoltatori, è musica per gli orecchi di Celletti questo, Allora ci dice Roberto, deve dotarsi di una mazza da baseball. Ci dice Roberto che è caduta la seconda telefonata, preghiamo di richiamare, però ahimè siamo vicini alla pausa. Allora, abbiamo ancora 7 minuti. Però, scusa Roberto, il secondo ospite ha dato la conferma. Allora, Celletti, bisogna che tu faccia un'altra puntata quando ci sentiamo. Quando volete. Ci sentiamo privatamente, perché qui le telefonate, mi dice il regista, stanno arrivando in maniera va bene. Allora, commenti sulla telefonata ultima. Ma quel signore deve prendere una mazza da baseball e dargliela nelle ginocchia a quei suoi critici. Quelli non sono dei grandi esperti d'olio, sono dei grandi puntini. Cioè l'olio, torno a dire, deve essere più è piccante e più amaro e più è buono, più è originale. Perché un olio che non è più piccante, non è più amaro, ha degradato praticamente tutte le sue sostanze utili, le ha distrutte tutte. Le ha distrutte e quindi non vale più. Quindi non serve più a granché, è soltanto un grasso senza nessuna utilità per l'organismo. Certo, allora abbiamo ancora, prendiamo una delle telefonate in arrivo e poi rimandiamo tutto alla prossima volta che sarà nostro ospite. Quando vuoi. Allora, ascoltiamo Sì. Pronto? Pronto? Eccomi. Guardi, qui sta giocando in casa quel signore lì. L'oliva da Benga, l'oliva taggiasca la conosci certamente, però è molto meno grassa e io le posso dire che se l'olivo di Albenga, di dietro di Imperia, c'è anche il nostro Chiappoli che se ne intende molto, il nostro senatore della Lega, è vero, cresce vicino ad esempio degli alti alberi, non so, dobbiamo dire degli alberi di nocciole, sa anche un po' di nocciola. Comunque la taggiasca è molto meno
è molto meno grassa e non è così aspra. Come si fa? Allora non vuol dire che non è una buona oliva, grazie. No, allora mi permetto di fare qualche piccolo aggiustamento. L'olio di tutte le olive ha gli stessi, più o meno gli stessi componenti, tra virgolette, come li chiama lui, grassi, no? La densità di un olio di oliva varia dallo 0,92 allo 0,95, quindi la sostanza grassa è la stessa. La taggiasca rispetto alla coratina, all'olio pugliese di cui parlava quell'ascoltatore di prima che veniva criticato, ha meno oleoproteina, cioè sviluppa meno piccanti e meno amari, ma li sviluppa anche lei se la raccolgono al momento giusto. È che spesso per curare un pochino la resa viene raccolta un po' tardi e quindi un po' di amari e un po' di piccanti vanno via, ma l'olio buono di taggiasca è sempre piccante, è sempre un pochino amaro. Devo dire che i profumi della taggiasca sono precisamente i gusti del pinolo. Ci sono questi gusti di mandorla e pinolo che sono tipici e classici della taggiasca, che è un grandissimo olio per i piatti di pesce delicati, quindi bolliti, quindi i piatti di pesce in zuppa, le paste con il pesce, le spaghetti con le vongole. Ecco, questo è il grandissimo olio da utilizzare. Allora, Roberto, regista, ci dice che abbiamo ancora quanto? Un minuto? Dai. 2 minuti. Allora, concludendo, qualche consiglio, perché però do appuntamento agli ascoltatori la settimana prossima, cercheremo di trovare un'ora che vada bene per Celletti e per noi, perché lo rivogliamo in trasmissione. Con piacere. Allora, sarà forse mercoledì prossimo. Va bene, mi chiamate prima e vediamo dove sto. Ecco, dove se non sei in giro da qualche parte perché questo è un momento particolare, no? Per i produttori. Quest'anno tra l'altro è stata un'annata un po' particolare. Devo dire che la stampa ha un po' esagerato sulla qualità dell'olio. Io ho assaggiato diversi oli al momento e devo dire che i grandi produttori sono riusciti a fare i loro grandi oli, non in quantità come l'anno scorso, ma il grande produttore ha tirato fuori gli artigli e è riuscito a fare grandi oli. Infatti quindi i grandi produttori che producono olio che costa un pochino di più di quelli che si trovano a basso prezzo nel supermercato sono riusciti a portare a casa la qualità. Ecco. Un suggerimento finale: 2 oli in casa, uno più amaro e uno meno amaro. Con i cibi amari tipo la griglia si usano gli oli molto amari, e con i cibi più dolci, le mozzarelle, il riso bollito, la pasta bollita, gli oli un pochino meno amari. Questo è il suggerimento. Ma sempre piccanti, sempre piccanti, sempre piccanti. Allora, il discorso sarebbe ancora lungo, ma appunto lo dobbiamo salutare perché c'è l'intervallo. Grazie Celletti, grazie. A tutti voi, a vostra disposizione, arrivederci. Bene, allora abbiamo detto che controlleremo, ma credo che mercoledì aspetta, 5-12 dovrebbe essere, ecco, se Celletti è ancora libero sarà con noi. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Va ora in onda Anni nel terzo millennio andrà in onda tra poco, dopo l'appuntamento dedicato ai nostri amici inserzionisti, quindi restate con noi perché tra poco medici e specialisti saranno ai microfoni di Radio Padania Libera. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano.
Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante a composta la membrana delle nostre cellule, l'involucro delle cellule. E dobbiamo sapere che ogni giorno, con la luce che colpisce la superficie della nostra cute, i raggi luminosi come degli spilli penetrano e rovinano la membrana delle cellule, creano dei veri e propri buchi sulle cellule, dove per fortuna fino a 20-25 anni, in alcuni casi 30 anni, chi è più fortunato, questi danni dovuti già solo alla luce del giorno vengono immediatamente riparati e quindi la pelle non ne soffre molto. Ma superati i 25-30 anni le cellule non riescono più a riparare velocemente tutti i danni
dei raggi ultraspetti e di conseguenza le cellule cominciano a soffrire, a lavorare con più difficoltà e a produrre meno collagene, meno elastina. Ecco, la ricerca dermatologica è riuscita a individuare queste sostanze, si chiamano fosfolipidi, ad estrarli dal regno vegetale, in particolare dalla soia, dove i fosfolipidi sono del tutto simili, sono identici a quelli delle nostre cellule. I fosfolipidi applicati sulla pelle riescono a penetrare molto velocemente e man mano che la pelle li assorbe riparano le membrane cellulari, quindi richiudono quei buchi che i raggi ultravioletti avevano compiuto sulla superficie cutanea. In questo modo la cellula diventa più forte, può produrre più collagene, più elastina e quindi si frena il processo di invecchiamento. Cioè, l'altro elemento molto importante, perché abbiamo detto che il fosfidine è fatto da due cose soprattutto, l'altro elemento importante sono invece zuccheri, sono in questo caso lo zucchero utilizzato dalla ricerca italiana è la glucosamina, e la glucosamina è uno zucchero importante per le nostre cellule perché permette alle cellule di dialogare tra di loro. Ecco, quando la quantità di glucosamina nella nostra pelle è sufficiente, è corretta, questa glucosamina permette alle cellule di parlare tra di loro e di trasmettere dei messaggi. Tutto questo fa sì che le cellule vivano in armonia e danno vita ad una pelle sana, tonica, elastica. Quando questi zuccheri cominciano a mancare, allora si crea una cattiva comunicazione tra le cellule e questo chiaramente crea disordine, per cui la pelle si indebolisce e invecchia più facilmente. Ma l'altro elemento importante è che questo zucchero viene utilizzato sempre dalle cellule per produrre acido ialuronico all'interno della pelle. E l'acido ialuronico è il più potente anti-aging che noi conosciamo. Che oggi si conosca. Bene, ecco, il grande punto della ricerca italiana è aver scoperto che queste due sostanze possono essere unite tra di loro ed è stato creato il fosfidin, questo principio attivo che adesso viene messo in alcune creme, viene messo in gel o sieri anti-aging ed è considerato al momento il più potente anti-aging, la sostanza anti-età per eccellenza, ecco, per mantenere la nostra pelle giovane. Allora, sappiamo che la luce è necessaria, è vita per tutti, ma però bisogna avere cautele. E voi dermatologi mettete in guardia molto spesso, specialmente alla vigilia dell'estate, le signore diciamo appassionate di abbronzatura, che c'è anche questo risvolto. Diciamo perché molto spesso quando si è in giovane età, appunto come lei ha sottolineato, fino a 25 anni questo pericolo non lo si corre, ma passate una certa età, diciamo anche giovane, la si paga? Dunque la si paga perché avviene una vera e propria sommazione delle radiazioni solari a cui noi sottoponiamo la pelle. Si parla di capitale sole, vale a dire ogni volta che noi ci esponiamo alla luce le cellule vengono distrutte, nei casi in cui ci siamo sottoposti a delle proprie abbuffate di sole, quindi tanto sole, abbiamo tanto sole fino ad arrivare alle ustioni, no? Le ustioni solari, si creano dei pericoli molto seri anche per il futuro, perché le ustioni solari soprattutto alterano il DNA delle nostre cellule, quindi alterano il genoma. Le cellule quindi cominciano a riprodursi in maniera anomala e dai oggi, dai domani, queste alterazioni si sommano e nel corso della vita, man mano che poi matura con gli anni, si vede comparire sulla pelle delle macchie oppure delle cheratosi, che sono degli spessimenti ruvidi
che passando la mano si sentono, no? sotto le dita, e questi danni sono la somma di tante esposizioni maldestre che sono state compiute nel corso degli anni. Questa è la ragione per cui noi dermatologi diciamo sempre di esporsi al sole in maniera graduale, di non esagerare mai, soprattutto di evitare le ustioni solari, che sono quelle che danneggiano un po' per sempre la nostra pelle. Ciò non toglie però di poter dire che un po' di sole è necessario per la nostra vita. Assolutamente. Noi siamo animali diurni, quindi è impossibile poter pensare di vivere sempre al buio. La luce per noi è vita, come l'acqua, come l'aria che respiriamo. Quindi fa bene prendere il sole e tutti sappiamo come a primavera, quando comincia a esserci la temperatura un po' più calda, è piacevolissimo star seduti intorno a un tavolino fuori a un bar a sorseggiare una tazza di caffè o di tè e sentire il calore dei primi raggi solari a primavera. Ecco, adesso che siamo all'inizio dell'inverno cominciamo già a pensarci. Il sole quindi per noi, la luce è fondamentale, ma come tutte le cose non bisogna mai esagerare, quindi attenzione alle ustioni. Adesso che arriva l'inverno e le prossime vacanze di Natale, per chi avrà la fortuna di andare nei paesi più caldi e prendere il sole, oppure anche in alta montagna e prendere il sole, deve stare molto molto attento a non ustionarsi, a non bruciarsi. Ecco, io ho avuto il piacere anche di incontrare Maria Grazia Boniardi, che è una biologa e ricercatrice, e Maria Grazia ha detto: io ero disperata, è una biologa, perché diciamo ho una pelle ipersensibile, qualsiasi prodotto mettessi sulla mia pelle avevo delle reazioni. Ecco perché, laureata in biologia, si è messa in testa di fare la ricercatrice. Allora, cosa ci può dire per le pelli, per chi ha una pelle particolarmente sensibile? Dunque, abbiamo cominciato questa nostra conversazione parlando dell'importanza dei fosfolipidi e degli zuccheri, no, per la nostra pelle. La dottoressa Boniardi ha questo grande merito di aver studiato in questi anni queste sostanze, e merito suo anche se siamo arrivati a formulare il fosfidin e quindi ad avere a disposizione questo composto attivo, e le prime ricerche che sono state eseguite sono state appunto compiute sulla stessa pelle di questa ricercatrice, che avendo una pelle estremamente sensibile ha dovuto studiare in prima persona le cellule della sua pelle e capire di cosa avevano bisogno per proteggersi meglio e per restare integre, per restare più giovani, tra virgolette. Direi che facendo tesoro di questa ricerca e quindi della scoperta fosfidin, posso affermare da dermatologo che dobbiamo sicuramente puntare sulle cellule mantenendone la loro integrità. Per cui un composto come il fosfidin, in generale i fosfolipidi, i glucidi, gli zuccheri che possiamo utilizzare, devono essere al primo posto tra le sostanze, chiamiamole creme, chiamiamoli sieri, che ogni giorno possiamo utilizzare affinché la nostra pelle diventi più forte e possa mantenersi più giovane di conseguenza. È molto importante anche il primo atto che compiamo al mattino quando ci svegliamo, che è quello di lavare il viso, o l'ultimo atto che è quello di lavarlo la sera. Ecco, quindi la detersione è un momento importante per la nostra cute, per la nostra pelle. Io spesso consiglio ai miei pazienti di utilizzare come detergente per il viso dei latti. I latti sono delle emulsioni, quindi sono sapone, un detergente, ma sotto forma di emulsione, con cui è possibile detergere il viso in
estremamente delicata. Ma il consiglio che do sempre è poi di risciacquare il viso dopo aver utilizzato un latte detergente. E tra i latti detergenti più utilizzati ci sono quelli che hanno delle sostanze lenitive, idratanti, che aiutano la pelle a rinnovarsi, ad esempio l'acido tiottico. L'acido tiottico, che è una sostanza naturale di origine vegetale, viene utilizzata recentemente nei latti detergenti più all'avanguardia, più nuovi, ed è un'ottima soluzione per cominciare a detergere delicatamente in maniera efficace la pelle. Allora, si è parlato recentemente di una avversione su prodotti che utilizzano test di laboratorio su animali. Lei come la pensa? Sì, io sono perfettamente d'accordo, in pieno con questa decisione. Tra l'altro questa è una legge, ecco, non è una scelta che viene fatta, ma non è possibile utilizzare animali per testare dei cosmetici. Questo deve essere risaputo. È possibile leggere in alcuni casi sulle confezioni dei cosmetici non testato sugli animali, ma è del tutto inutile, perché non si può testare un cosmetico sugli animali, e quindi anche se lo leggiamo è un di più, che viene scritto, è un di più. È come dire questa crema è una crema e non è un palloncino gonfiabile, non è altra cosa, ecco, cioè è una cosa che deve essere ovvia. Questa precisazione gliel'ho chiesta perché, ahimè, ci sono prodotti proposti online da fantasmi. Diciamo, il campo dei cosmetici, ma il campo anche dei farmaci, è purtroppo preda di dei furbacchioni, come li chiamo io, ma certo, e dovremmo perché il nostro interlocutore dovrebbe essere il medico o il farmacista, giusto? Quindi dobbiamo dare la nostra preferenza a prodotti che vengono proposti da specialisti, diciamo, da chi ne sa più di noi, ecco, in poche parole. Certo. Ma allora, scusi, prego. E allora però questi siti internet dovrebbero avere più controllo. Certo, guardi, dovrebbero avere più controllo, perché vengono commercializzati dei prodotti, in questo caso stiamo parlando di cosmetici, ma qualsiasi altro prodotto diventa difficile riuscire a controllare, se il prodotto non lo conosciamo, la qualità e la bontà di questo prodotto. Il consiglio che io do ai miei pazienti, posso dirle che sta crescendo sempre di più il numero di pazienti che compra dei prodotti su internet. Non possiamo prescindere dal fatto che l'e-commerce, e quindi comprare delle cose attraverso internet, sarà sempre di più una realtà ed è un po' inevitabilmente il futuro. Quindi non possiamo dire non compriamo le cose su internet, quindi assolutamente questo non sarebbe neanche giusto, ma bisogna stare attenti. Allora come fare? Nel campo dei cosmetici, nel campo delle creme, i farmaci lasciamoli perdere, perché i farmaci dovrebbero essere acquistati solo esclusivamente in farmacia, certo. E quindi lì non si parla d'altro. Ma i cosmetici, le creme idratanti, le creme nutrienti, è importante che prima queste siano conosciute, piuttosto che comprare una crema che non abbiamo mai provato, che non conosciamo, semplicemente perché su internet appaiono delle pubblicità vantandone chissà quali aspetti miracolosi, la crema che manda via le rughe in 15 minuti, oppure le creme che sciolgono la pancia in 24 ore. Ecco, bisogna sempre stare molto attenti a questo. Allora il consiglio che io do è di acquistare dei prodotti, ma questi devono prima essere tutti. Allora, se noi stiamo già utilizzando una crema, questa crema la acquistiamo, appartiene ad un'azienda seria, possibilmente italiana, ma anche se è straniera,
ed è qui in Italia, ma con tutte le credenziali, che è la nostra legge sui cosmetici è severissima, quindi un cosmetico che viene commercializzato deve seguire delle regole precise, anche molto ferree per quanto riguarda i cosmetici. Ecco, allora, se questo prodotto noi già l'abbiamo utilizzato, lo stiamo ancora utilizzando e lo troviamo anche su internet, vabbè, allora su questo il problema non c'è. Certo. Bisogna stare molto attenti, perché su internet si scrive di tutto e di più. Il rischio di essere bidonati o addirittura di prendere qualche cosa che arriva da chissà quali paesi dove i controlli non sono così ferrei, così severi come qui da noi in Italia, il rischio è altissimo. Il rischio è molto di avere alto. poi dermatiti, allergie, chi più infezioni e chi più ne metta. Allora, il consiglio del dermatologo è di rivolgersi alle farmacie e ai medici dermatologi. E ai Certo, dermatologi. La nostra pelle è importante. Ecco, anche perché appunto loro sono i nostri, dovrebbero essere i nostri interlocutori. Allora, ci può indicare, no, sappiamo che questo principio di cui aveva parlato, il fosfidine, se si va su internet si trova. Ecco, allora possiamo sapere su internet in quali case farmaceutiche, chi lo propone, in poche parole? Sì, adesso non vorrei, dal punto di vista scientifico, il composto di fosfidin, in questo momento l'azienda che ha creato, insomma, queste prime creme, questi sieri, questi gel, è la Skinius, ed è un'azienda che è all'avanguardia e che sta facendo della ricerca sulle cellule il proprio credo. Ecco, e quindi questa è una delle prime, altre che si stanno allineando su questa strada, che è quella della ricerca cellulare e soprattutto l'utilizzo di queste sostanze che mirano a migliorare la parete cellulare. Io credo però che sia sufficiente, andando su internet e cercando fosfidin, informarsi bene dove poter trovare questa sostanza. Allora, lei ci ha opportunamente messo in guardia dal rivolgersi all'e-commerce, da vendita online. Dunque sì, no, scusi professore, sì. Perché purtroppo riguarda molti settori, compreso l'alimentare. E non compriamo. Io prima di lei ho avuto ospite un esperto di olio d'oliva che metteva in guardia appunto dei taroccatori di olio d'oliva che sono purtroppo molto agguerriti. Attraverso la chimica ne fanno di tutti i colori, diciamo. E allora, certo. Ecco, dobbiamo imparare a gestire la nostra salute e la nostra pelle. Lei sta parlando di pelle, ma riguarda i farmaci, riguarda l'alimentazione, riguarda parecchi settori. Anche i tessuti, certi tessuti sintetici che arrivano dal paese lo sa Dio dove, possono anche provocare delle dermatiti molto serie. Lei ha mai avuto occasione di incontrare persone che hanno avuto problemi per dermatiti da contatto? Sì, credo che non ci sia nessun dermatologo che non abbia avuto esperienze come queste, cioè di aver avuto dei pazienti con delle dermatiti dovute al contatto con tessuti trattati con coloranti o con fibre, con sostanze che a contatto con la pelle poi sono in grado di dare delle dermatiti talvolta piuttosto gravi. Quindi bisogna sempre stare molto attenti su tutto con cui si viene a contatto. Dicevo che la nostra pelle è molto forte per certi versi, perché è una vera e propria corazza sul mondo esterno,
ma nel contempo è anche molto delicata, perché è la prima barriera che abbiamo verso l'esterno, Certo. e quindi le allergie sono sempre dietro l'angolo, piuttosto frequenti e stanno aumentando. Quindi attenzione, internet è un ottimo mezzo, ma prima di comprare qualcosa su internet dobbiamo essere sicuri che chi ci offre quella cosa su internet sia rintracciabile. Cioè, se è un sito italiano dove io posso chiamare e dire, e c'è qualcuno che mi risponde e mi dice sì, stia Bravissimo. tranquillo, questo prodotto lo produciamo noi, questo prodotto ecco, un ottimo noi ci consiglio. prendiamo la responsabilità, se c'è qualche problema, e allora mandatemelo attraverso internet, no? Diventa tutto più semplice, Certo. è il mondo moderno. Ma credo che questa sia la soluzione, cioè noi prima di comprare qualcosa dobbiamo essere tranquilli che chi ci vende quella cosa anche verso Sia internet rintracciabile. sia lì, rintracciabile. Quindi, Assolutamente. ecco, un sito internet serio è un sito dove c'è scritto chi siamo, dove siamo, c'è un numero di telefono, posso chiamare e sentire, e se c'è qualche problema chiaramente ne devono rispondere. Grazie professore, abbiamo parlato col professore Antonino Di Pietro, dermatologo, che ci ha dato ottimi consigli. Noi la ringraziamo e alla prossima professore. Allora, siamo arrivati al termine della trasmissione, io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Io vado in onda al lunedì e al mercoledì dalle 13 alle 14. Un saluto a tutti. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio. Ecco, la solita scena. Un nido di facce penombre trecciate di perle bambù. Vola, un'aquila plana. Spettacolo aereo, la gonna in ombrello in un cielo blu. Mambo, ti sto guardando. Fasciata di seta, sei tu. Mambo, ti sto puntando qua giù. Mambo, 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 sei tu. Tutto. Dondole